Cari amici, amiche giovani, vi saluto da questa Basilica Sacro Cuore a Roma, qui dove Don Bosco in questo altare ha celebrato l'ultima Eucaristia, già molto anziano, e ha pianto al capire la forte presenza della Madonna nella sua vita. Noi abbiamo un'abitudine molto bella di celebrare la memoria dell'ausiliatrice tutti i 24 di tutti i mesi e vi invito a celebrare questo giorno con una preghiera semplice alla Madonna, uniti a tanti sforzi per vincere questa epidemia. È un invito a essere molto vicini a tante persone che hanno una grande sofferenza, che hanno ammalati negli ospedali, che hanno perso delle persone molto amate. È una vicinanza a tante persone che ci aiutano veramente con il servizio della salute o con tanti servizi, di modo che possa essere migliore per noi la vita in queste settimane così dolorosi. È un invito a avere una cittadinanza molto responsabile. Con tutto questo io vi propongo di pregare questa Ave Maria per chiedere giustamente questa presenza del Dio che dà speranza, che ci dà la forza per affrontare un momento difficile della storia umana. Con fede e con speranza vi invito a pregare con me, se lo volete. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, nostro aiuto, prega per noi.